stadio comunale di San Vito Lo Capo da Gabriele Rispetta e San Vito Lo Capo contro Don Carlo Misilmeri. Bulades, controllo, prova adesso di nuovo il mancino al centro del pallone, il tentativo alla distanza poi di Mustaccia. Preparare gol, ne parliamo dopo, quando è il 1-7, cross al centro che colpisce la traversa, ancora traversa, incredibile! Ancora le parti di Bulades che può rientrare, prova invece il destro in area di rigore, arriva poi in seconda battuta dall'altra parte del campo. Issa, pallone per Flores, chiamato e invocato al tiro, invece trova un passaggio illuminante per Cusumano che la rimette al centro, ancora la testa di Lavardera. Fischia ora Canicatti, sinistro, una palla tagliato, arriva in area di rigore, la prende però senza problemi Rusconi. Sanz, poi Vitale, la corsa di Mineo, interessante il numero 4 qui che prova a entrare in area, ce la fa, ancora Mineo, pallone al centro, fermato Barbera, vorrebbe anche un tocco con il braccio, non c'è nulla. E poi ancora Aua, Bulades lotta assieme al suo numero 5, alla fine il pallone però è per Don Carlo che può andare lontano a cercare la corsa di Lavardera, in mezzo a due, il numero 9 aspetta, ancora Lavardera, si gira ma col destro, allora nel parcheggio. Può andare Sanz col destro che va a rientrare, a cercare la testa, sempre di Lavardera. C'è sempre però Flores che chiama in causa il suo compagno lì a sinistra, arriva un'altra volta il cross. A controllare, poi Flores ancora per Garriga, cioè a vedere sinistro, deviazione e calcio d'angolo. C'è un mucchio nell'area piccola, arriva al centro il pallone Rusconi ancora una volta, lo stoppa però Garriga che torna dal battitore, un altro cross al centro per Costantino, prova in rovesciata poi Calamanno, tutto buono ancora, con il rimesso al centro, esce il San Vito, azione reiterata da Don Carlo che devo stare attento adesso perché riparte in contropiede il San Vito, pallone buono per Guaiana di Salvo, grande chiusura, finisce così, finisce 0-0, poche emozioni, pochi rischi, un punto a testa tra San Vito e Don Carlo.